Amici, benvenuti, buongiorno. Siamo ad Ovodda, siamo venuti qui stamattina da Sassari in tutta fretta perché io stamattina ero libero a Sassari, ho detto mi prendo un po' d'aria, ma quando sono uscito dal terrazzo sentivo un profumino, proprio ho detto ma questo è il Pizzudu, non è che a Ovodda stanno facendo la sagra di Subizzudu e non mi hanno telefonato, è così, vedete che ci chiamano, stanno allestendo tutto, Ovodda pieno di gente, gira anche qua che ci sono i nostri colleghi a fare interviste perché sarà una grande festa, non solo la sagra di Subizzudu ma tantissime curiosità, Giuliano Marongio, la sfilata, Roberto Tangiano, tante cose da raccontarvi, per cui sigla e io mi faccio guidare dal profumo di Subizzudu che è qua, lo vedi? Parliamo con il presidente della Proloco, Ezio, del convegno che c'è stato stamane, sì, proprio perché il Pizzudu è un prodotto DOP. Sì, è diventato un prodotto DOP tramite l'Accademia della Cucina e tutta la documentazione è stata portata dal notaio, firmata e cioè praticamente è l'unico paese che ha diritto di fare questo prodotto. Un prodotto che adesso dalla Sardegna andrà molto probabilmente dritto all'Expo e poi in Europa. In Europa, cioè speriamo. Perché comunque la proposta c'è da parte dell'Accademia della Cucina perché noi non possiamo andare lì a dire oh c'è questo, tramite l'Accademia della Cucina che porta avanti questa promozione. Con Margherita spieghiamo innanzitutto gli ingredienti del Pizzudu e poi ci fa vedere come si fa. Certo, allora il Pizzudu, l'ingrediente principale è il formaggio, si aggiungono delle patate lesse e si amalgama il tutto, poi si mette la pasta fatta con uova e semola sarda. Per forza. Sarda. E questi sono gli ingredienti, quindi è semplicissimo. È semplicissimo, è un pasto. Lo puoi mangiare come pasto principale, come primo, oppure come secondo e si mangia con l'insalata. Se lo vuoi mangiare come primo si può cucinare anche a bollito col sugo e il pecorino. Scopriamo adesso invece il procedimento. Allora, c'è la pasta, c'è una semplice sfoglia di pasta, perché adesso aspettate. Allora, si mette il formaggio nella pasta, si modella di una forma rotonda. Si chiude per togliere bene tutta l'aria. Cioè, è una lavorazione solo manuale. Manuale, non c'è un macchinario che fa queste cose, cioè dovrei farlo personalizzato. Questo è il Pizzudu.
Io però volevo farvi conoscere queste signore che con 40 gradi all'ombra oggi stanno friggendo tutto il tempo. Come vi chiamate? Ditemi almeno i vostri nomi. Pina. Pierina. Graziella. Tutte con la P. Ah no, Graziella. E poi c'è una giovane, meno male, perché è giusto che le tradizioni non siano portate avanti solo da voi, ma anche dalle nuove generazioni. Soprattutto dalle nuove generazioni. Soprattutto perché sono il nostro domani. Pina, Patrizia, No, Praziella, Pierina. Graziella. Qua c'è un caldo che voi non lo potete capire neanche, non so se si capisce. Però siamo contenti lo stesso. Certo, siamo tutti contenti. Ma chi ce ne frega a noi del caldo? Ma chi ce va andare? No, com'era? Ma chi ci importerà? Testo vodda bella, siamo ragazze fatte col pennello e i pizzuti ci vanno innamorati. Ma che ce frega, ma che ci importa, se lo starvino ci ha messo l'acqua e noi è divo e noi è famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però... Vieni che facciamo una cosa che non ha mai fatto nessuno al mondo. Noi, no, avete finito l'intervista. Volevamo fare un'incursione durante l'intervista. Aspetta, io volevo intervistare anche te. C'è una televisione che intervista un'altra televisione. Ma voi siete di Vodda? No. Ah, e su Pizzudo l'avete assaggiato? Sì. Oh, com'è? Vi L'abbiamo assaggiato, voi l'avete assaggiato? Certo. Ecco, che cosa mi dici di questo pizzuto? Io non l'avevo mai assaggiato, è una cosa deliziosa. Secondo me una cosa importantissima da dire è che è un pasto completo. Non solo. Ho capito che è un pasto completo, quindi un primo, un secondo, un terzo, un dolce. Tutte come una pizza, vi mangiate un pizzudo e siete a posto per tutta la giornata. Siete a posto per tutta la giornata. Ma quello che mi piace è che sono loro, giovani, non solo le vecchie generazioni, che stanno continuando a portare avanti le tradizioni. No, esatto, infatti qui come potete vedere, poi magari andate a fare anche voi un tour. Intervista agli altri. Esatto, un tour e vedete che in realtà sono proprio i giovani che portano avanti queste tradizioni perché magari sono attività familiari di lungo Dai, corso, facciamo un saluto insieme. 1, 2, 3. Ciao a tutti da Sardegna Live. No, tu non l'hai detto, l'ho detto solo io, ma fregato. Le donne di oggi sono fatte così. La società dei magnaccioni, la società della gioventù, a noi ci piace de magna e beve, non ci piace de lavora. Il paese, venite con me, è disseminato ovviamente di iniziative che sono tutte caratteristiche belle da vedere, ma a questo davvero non posso rinunciare, perché qua stanno facendo il torrone in diretta. Anzi, io direi che posso passare dietro da voi. Aspetti, Beh, che c'è? Eccoci qua, addirittura in costume sardo, rigorosamente. Siete di Ovodda? No, di Tonara. Ma lo posso fare io? Ci posso provare? Certo, Oh ragazzi, il privilegio di fare il torrone di Tonara. Vabbè, è facile, oddio, un po' faticoso, Facile adesso, vieni Cioè, fra un paio d'ore. Com'è? Esatto, perché questo va girato per un paio d'ore. Dalle 4 alle 5 ore. Dalle 4 alle 5 ore? Sì. Così, a mano? Sì. A mano oppure anche con i macchinari. O in lavatrice? O in lavatrice. Ma qual è il metodo, a parte gli scherzi? Qui è, allora, i prodotti sono miele e albume d'uovo, non c'è nessun'altra cosa, sì. Poi la frutta secca, mandorle, noci o nocciole. Allora, la lavorazione va dalle 4 alle 5 ore perché il torrone deve avere una certa consistenza per poter restare poi, per non sciogliersi sul banco, ecco. Deve avere questa certa consistenza, quindi va lavorato l'albume del miele con l'albume dell'uovo fino ad amalgamare e a montare. Qua c'è il fuoco sotto e quindi sta anche cuocendo. Oggi lo lavoreremo intorno alle 3 ore, 3 ore e mezzo, perché poi lo diamo in degustazione a tutti i visitatori che verranno alla sagra adesso di Ovodda. Ma adesso capite perché questi prodotti ce li invidiano tutti. Voi mi dovete spiegare dove altro li vedete se non in Sardegna e in pochi altri posti dove ancora si conservano le tradizioni artigianali. Infatti, proprio questa è una tradizione. La nostra azienda è dal 1889 che fa torrone. Siamo alla 5ª generazione con i nostri figli. E quindi si spera che continui, sempre con prodotti genuini
E il nostro cameraman si lamenta che c'ha 2 kg di telecamera in mano. E loro in costume ti devi sardo lamentare. girano così col fuoco sotto per 4 ore. Ma almeno i turisti lo sanno che quando vengono qua e mangiano il torrone Certo. c'è una preparazione di 4 ore prima. Certo, glielo spieghiamo e glielo diciamo noi, al turista e a tutti. Ma che ce frega, ma che ci importa, se lo stervino ci ha messo l'acqua, e noi è dimo, e noi è famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondemo in coro, è meglio il vino dei castelli che questa zozza società. Capite ragazzi perché è importante non solo per divertimento frequentare queste sagre, queste manifestazioni, ma proprio per mangiare cose buone, per scoprire le nostre tradizioni che sono la nostra forza, la nostra potenza, siamo conosciuti per quello, non mi stancherò mai di dirlo, senza contare che se qua in questi paesini dell'interno vivono fino a 100, 102, 103, ci sarà un motivo, è uno dei motivi anche questo, mangiare sano, mangiare prodotti genuini. Guardate che ad esempio anche il pane carasau fatto qua è diverso da altri posti, perché è ovvio, perché il grano è grano che si fa qua e viene macinato qua, grano vero, non mischiato con quelli della Cina, di chissà dove. Vieni che continuiamo. L'acqua è acqua buona, i prodotti sono prodotti genuini, il formaggio è formaggio non mischiato. Capite perché sono buoni? Perché sono fatti in questo modo qua e soprattutto sono sani. Guardate che noi non ci badiamo, ma mangiando, noi secondo noi ci stiamo facendo bene perché stiamo mangiando, e invece a seconda di cosa mangiamo ci facciamo del male vero. Vedi Emanuele, lo sa perché lui è malato, proprio lui è malato per quello che mangia, poverino, non è colpa sua, però è malato. Vieni, io vi ho voluto portare qua perché questa è un'altra parte della manifestazione di oggi, ovvero la sfilata. Preparativi, ora arrivano i gruppi, 100 paesi rappresentati da tutta la Sardegna vengono, fanno vedere i loro vestiti, le loro tradizioni, le loro coppie, per cui ci sarà anche questo. A questo punto un paio di curiosità e andiamo ad iniziare. E quando nervine arriva il gozzo al gargarozzo ci fa un figozzo per farla corta, per farla breve, chiamano ste porte da beve, Bevi acqua sana, bevi che ti fa bene. Bevi ancora che fa bene, che Emanuele... su che gusto questa acqua di Ovoda. Bevi ancora che ti fa bene. Oh, ma adesso ditemi la verità, dov'è che potete bere l'acqua dalla fontana? A Sassari no, bevo io, che è acqua vera, acqua di montagna, acqua saporita. Ancora? Basta! Tra le tante curiosità anche questa, lo so, non l'avete mai vista, vedete, bionda, chiaramente nordica, pelle chiara, ma vestita da sarda. Ecco perché mi voglio avvicinare a questo stand dove ritroviamo, mi metto qua, dove ritroviamo Bruno, no? Gianni. La particolarità di questo stand non è tanto tua moglie nordica ma vestita da sarda, quanto il prodotto. Sì. Cioè tu ti sei inventato la Peppa Pig della Sardegna. Certo, no, ma molto di più. Molto di più. Perché ci sono tutti i paesi. Peppa Pig è sempre vestita allo stesso modo come... Bravo! Scusa, non c'è divertimento. Come si chiamano? Le amiche di Fraia? Le amiche di Fraia è un omaggio alle amiche di nostra figlia, quindi alle amiche sarde, alle amiche danesi. Che... parte da una storia vera? Sì. Nostra figlia è qua a spasso con una sua amichetta di Ovoda. Sì. Ma dai, è un'idea geniale, cioè riprendere nel disegno e non solo tutte le ragazze, le particolarità della Sardegna. Sì, ti faccio vedere. Dipinto della sposa di Ovoda del Settecento. E è la ragazza che indossa questo vestito, si è riconosciuta. Addirittura rappresentata anche la Sartiglia, però in versione femminile.
Sì, come non farebbero mai correre un componitore del genere, perché ha la gonna palloncino. Però quando una bambina dell'età di nostra figlia Fraia, di Oristano, un'amica di Oristano di Fraia, dice da grande vorrei fare il componitore, sicuramente si immagina in una versione speciale. Guarda anche questa, tutta rosa, con la stella della Sartiglia che sembra una bacchetta magica. Tu che hai un'idea così moderna sarai presente su internet? Abbiamo il nostro profilo che è seguitissimo, delle amiche di Fraia. Si chiama proprio così, le amiche di Fraia? Amiche di Fraia, sì, perché è capitato così. Un giorno mia moglie ha disegnato una principessa per illustrare a nostra figlia questa, come era una principessa, aveva 2 anni e mezzo nostra figlia. Allora questa principessa era così, come con questa faccia, con gli occhi grandi. Allora l'ho salvata dalle grinfie di mia figlia perché mi piaceva tanto, era un'immagine molto interessante, era simpatica. Allora ho pensato a Sara e ho detto: perché non fai un quadro, non riproduci questo disegno però con una tecnica pittorica seria, così si ride di più perché è seria la tecnica, quindi c'è questo, no? Io spero che vi vada sempre meglio rispetto a come già vi sta andando, perché avete un grande successo, perché è un'idea originale, nostra, nata da una bella famigliola, quindi io spero davvero che la vostra pagina sia sempre più frequentata. Io mi toglierei lo scialle, fossi in te, perché sta morendo di caldo, anche perché è bellissima. Chiudiamo con la sua immagine, che è perfetto per questa globalizzazione, è attaccata però alle proprie radici. Nordica, ma con i vestiti della Sardegna. Cantende, ballende, riende, rottumpare. Ho 30 secondi per riuscire a farvi risparmiare 600, 700, 800 euro. Posso riuscirci? Ci proviamo. Abiti, tutti quelli che vedete, da cerimonia, da sposo, 190 euro. Dovete dirmi un altro negozio in tutta la zona dove esiste. Me lo dovete dire però. Questi abiti mi dovete spiegare cosa hanno di meno di un abito che costa 1000 euro. Corpetto, sagomati, belle cuciture, i gemelli, tutto quello che devono avere. Allora, perché pagare un abito 1000 se lo potete comprare a 190? Chiedetevelo anche voi. Risparmiare! Surgelati! Risparmiare! Frutta e verdura! Risparmiare! Pane in sorso! Risparmiare! Formaggi! Si è capito? Risparmio è la nostra parola d'ordine, ma sui prodotti di qualità. Risparmiare! Come i formaggi e i salumi della Cruca a prezzi imbattibili, la frutta e la verdura fresca e soprattutto carni e surgelati a prezzo da ingrosso. Risparmiare! Questi giorni in offerta ricotta fresca vaccina a 3,99, pancetta suina a 4,99, gelati in vaschetta a 3,50 e la paella pronta in padella a 6,50. Risparmiare! 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 Alfa Surgelati è in via Chironi e in via Amendola a Sassari. Attenzione, offerta strepitosa. Vi mettiamo tutto dentro: una rete matrimoniale con doga in legno, il materasso memory ricoperto in aloe vera, i 2 cuscini ricoperti in aloe, una stufa a pellet del valore di 1300 euro o, se no, un pannello solare che scalda l'acqua di tutta la casa. Tutto questo a 1590 euro con trasporto gratuito. Senza dare un anticipo cominciate a pagare fra 3 mesi a soli 35 euro al mese. Esiste di più? La Maison de Spagna, l'unico vero ristorante spagnolo in zona. Estofado de toro, callos alla madrilegna, le famose tapas, i vini e le birre di Spagna. E tutto in un ambiente esclusivo con verande all'aperto. La Maison de Spagna è in via Civitavecchia 12 a Sassari. Lo avevate mai visto? Questo è il pesce più brutto del mondo, il pesce blob, che vive nei mari dell'Australia e della Nuova Zelanda. Se andate da quelle parti in vacanza, dunque, occhio ai brutti incontri. Quante cose ci sono da imparare sul mondo animale, da Acqua Zoo potrete vederne e impararne tante. Acquari, vasche, accessori, pesci di tutti i tipi, piante marine, ma soprattutto veri esperti nel settore per darvi i consigli più giusti. Acqua Zoo di Sandro Saba è a Sassari Predaniedda, 200 metri prima di Conforama. Nuovi strumenti per non pagare gli interessi ad Equitalia. Oggi si può. Chiedici aiuto allo 079 48 12 289 o consulta il sito soluzionialdebito.com. Svegliati, RC Quadro può risolvere davvero i tuoi problemi aziendali.
Future spose, ascoltate bene! Trucco e parrucco completo a soli 420 euro, con acconciatura sposa più 3 prove, make-up più 3 prove, pedicure, manicure, epilazione completa e ancora pulizia viso, trattamento viso e tanto altro a soli 420 euro. Femme Fatale, il trucco e parrucco delle dive, e in via del Marghine 1F a Sant'Orsola, Sassari. Un'altra particolarità di Ovodda è il pane. È come non parlare del pane, anche perché anche questo si fa ancora in un modo artigianale. Esatto, noi stiamo cercando di continuare vecchie tradizioni, che abbinandole anche con nuovi macchinari ma anche nuove tecnologie, però continuando una lavorazione che ci hanno sempre tramandato le nostre famiglie. Voi diciamo. Macinate il grano ancora così? Sì, con mulino a pietra. Noi abbiamo, diciamo, è stata anche una scommessa sino ad oggi anche molto vincente, però avevamo iniziato proprio con questa tipologia di seguire tutte le passi, i passaggi proprio tradizionali, dalla produzione della farina, della materia prima, che stiamo puntando ormai da più di 15 anni, con la macinazione del grano sardo. È quello là come è giusto che sia. Sì, ma anche come... però questo dipende anche dai sardi, Sì. Perché se noi sardi tutti non ci mettiamo in testa di smetterla di andare nei supermercati a comprare le cose spagnole, cinesi, ma io non lo so, abbiamo il meglio qua dietro casa. No, ma poi ho notato anche una cosa molto soddisfacente anche da parte degli agricoltori, che hanno cambiato un po' di mentalità, stanno puntando su qualità che danno qualità al prodotto finito, quindi ci stanno aiutando molto anche loro e guarda, sta dando soddisfazioni dappertutto. E i mercati esteri? I mercati esteri stiamo affrontando bene, con un impatto buono, logicamente ogni azienda ha il suo tempo di sviluppo, però oggi siamo ormai presenti a livello nazionale su quasi tutto il territorio. Adesso io vorrei farvi assaggiare il caffè di Ovodda, perché vieni che ti devo far assaggiare il caffè, vieni, che il caffè di Ovodda è famoso in tutto il mondo, vorrei dire, perché sì, il caffè di Ovodda è famoso in tutto il mondo, perché qua viene fatto all'aria aperta, l'acqua è di sorgente, non è vero? Non è vero. Vabbè, però giustamente se usano l'acqua buona verrà un caffè buono. Vabbè, allora tiriamo avanti e vi faccio vedere altro. Ce ne sono tante di cose, non ve le posso descrivere tutte. Ci sono dai cestini alle pipe, dai prodotti genuini, dai formaggi agli oli, c'è veramente di tutto, delle borsette fatte in un modo particolarissimo tra pitone e sughero, una cosa deliziosa, però sono tante, troppe le cose. È una via che continua fin giù, bella, caratteristica, ma è troppo lunga. Noi dobbiamo andare a cominciare la manifestazione. Ecco, lui mi fa stringere, stringi, perché non abbiamo tempo, la sfilata sta per cominciare, tutta la gente sta per arrivare, questo è un momento di calma prima della tempesta, quindi andiamo, 1, 2, 3, comincia la sfilata. Buonasera a tutti e ben trovati. Ci troviamo nel cuore della Sardegna, a Ovodda in Barbagia. Giuliano, ben trovato anche a te. Oggi respiriamo aria di casa. Colores de Verano è una manifestazione che giunge alla sua seconda edizione e vede protagonisti gli abiti tradizionali provenienti da 100 paesi della Sardegna. E quella di oggi, Giuliano, è una giornata del tutto particolare e ricca di significati per la comunità di Ovodda. Ricca di significati anche perché ci sarà questa immersione di colori, questo tuffo davvero in un'isola che ancora una volta si racconterà attraverso la bellezza di una tradizione nel cammino e nel sentiero di un'identità tracciata, ma assume un significato particolare ancora di più perché noi questo incontro lo vogliamo dedicare a una ragazza che aveva deciso di essere con noi questa sera, di indossare ancora una volta, come ha fatto per tanti anni, per questi 25 anni vissuti intensamente, l'abito tradizionale del suo paese. Alessandra questa sera non c'è.
ma la sua passione è fortemente motivo per questo incontro, per noi, per stringerci intorno ai suoi familiari e per continuare a farla sognare dentro quel disegno che per lei era delicato e ricco di colori. Questi sono alcuni capi del suo abito di cui andava fiera, che ha indossato in tante occasioni. Saranno con noi. Lei voleva una grande festa e una grande festa sarà. Grazie ad Alessandra.
Future spose, ascoltate bene! Trucco e parrucco completo a soli 420 euro, con acconciatura sposa più 3 prove, make up più 3 prove, pedicure, manicure, epilazione completa e ancora pulizia viso, trattamento viso e tanto altro a soli 420 euro. Femme Fatale, il trucco e parrucco delle dive, e in via del Marghine 1F a Sant'Orsola, Sassari. Lo sapevate come si chiama il marito della figlia di un negoziante di generi alimentari? No. Genero alimentare. La simpatia è di casa ad Alberti, un alimentari d'altri tempi con prodotti sani e genuini, molti dei quali sardi e alcuni addirittura prodotti da loro. E poi i migliori salumi in assoluto e i grandi marchi di formaggi, ma soprattutto la gentilezza e la cortesia d'altri tempi per fare la spesa in modo genuino e farsi 2 sane risate. Alberti, dal 1925, il meglio dei prodotti alimentari. Sassari, in via Roma. L'ormai famoso Speed Date stupisce ancora. Pizza a scelta più bibita a soli 7 euro, insalatone a 5 euro e soprattutto piatti composti da 6 euro, in un locale allegro e con terrazza all'aperto e parcheggio. Speed Date a Predaniedda, nel piazzale di Bricomen. Come difendere la tua azienda dalle banche? Chiamaci allo 079 48 12 289 o consulta il sito soluzionealdebito.com. Svegliati, RC Quadro può risolvere davvero i tuoi problemi aziendali. D&G Caffè, distributori automatici, vi regala l'installazione e il caffè per un'intera settimana, senza vincolo e senza impegno. Contattaci su dgcaffè.com oppure 347 29 29 346. Risparmiare! Surgelati! Risparmiare! Frutta e verdura! Risparmiare! Pane in sorso! Risparmiare! Formaggi! Si è capito? Risparmio è la nostra parola d'ordine, ma sui prodotti di qualità. Risparmiare! Come i formaggi e i salumi della Cruca a prezzi imbattibili, la frutta e la verdura fresca e soprattutto carni e surgelati a prezzo da ingrosso. Risparmiare! Questi giorni in offerta ricotta fresca vaccina a 3,99, pancetta suina a 4,99, gelati in vaschetta a 3,50 e la paella pronta in padella a 6,50. Risparmiare! 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 Alfa Surgelati è in via Chironi e in via Amendola a Sassari. Hai un bed and breakfast? Un hotel? Una struttura turistica in genere? Facile Hotel ti aiuta a gestire prenotazioni e pagamenti del tuo sito web posizionandolo agevolmente sui motori di ricerca. Intuitivo e dinamico, lo puoi aggiornare in autonomia e in tutta sicurezza. Entra in una nuova dimensione. È facile. Chiamaci al numero 079 27 01 39. Sole non si studa quando si muore sadie. E mi torra sa muda e nuda in sa manu sa fie. I te schises narami chie. Se zaghera in saula mia. Kirkende a tie sigende di ainue l'intende scantu se muschero. Va a prosar las mare de undas salidas. Si mi sorbes que saquera fogo de framas flamidas. Se
esas nubes, esas raras unqueyanas manas abertas pro mía, y ser solo tú en donde a besos que dormíos. Sufra con vino, me sufra con vino. Grazie.